Come era prevedibile, la candidata a sindaco di Favara, Gabriella Brucoleri, replica le dichiarazioni di Sicilia Futura circa le motivazioni fornite dagli stessi sulla rottura con la coalizione Favara nell'anima e la corsa a Palazzo di Città con il proprio candidato Angelo Messinese. Al partito espressione degli onorevoli Cascio, Cimino e Cardinale non fa sconti la dirigente scolastica. La verità, dice la candidata Brucoleri, è che Sicilia Futura, da cui non ho più notizie da prima della conferenza stampa di sabato presso il Belmonte Hotel, ha lasciato la coalizione perché è interessata ad una logica spartitoria di poltrone che non mi appartiene e che fa riferimento a metodi vecchi da Prima Repubblica. Il neocandidato a sindaco, aggiunge Brucoleri, dovrebbe essere a conoscenza del fatto che sia nella fase di ascolto che nella fase di stesura del programma della coalizione hanno partecipato autorevoli referenti locali del suo partito. Sono certa, conclude Gabriella Brucoleri, che i miei concittadini hanno già compreso chi sono io, una donna libera a servizio della città che ama, che nessuno potrà attirare per la giacchetta. Le forze politiche che mi sostengono, si legge ancora nella replica, stanno costruendo insieme a me un progetto diverso di rottura con le vecchie logiche.